God Save the Wine, siamo finalmente al mare, ce lo siamo meritato, non è di duro lavoro, ci aspetta la vendemmia tra un po', quindi insomma c'è questa pausa in cui possiamo regalarci, esatto, ci possiamo regalare una serata in cui parlare di vino in un ambiente insomma, che è più bello e più rilassante di questo non è possibile. E quei due, Martina e Alessandro, in quella di Montespertolo, giusto? Come Ginezza Fiorentina, Montespertolo come zona per chi magari come zona produzione di vino, però stasera ci hai portato un bianco, sì. Un bianco un po' particolare, raccontacelo. Ben trovato Andrea, questo è un progetto 2017, la riscoperta di un vitigno che sta praticamente scomparendo nella zona del Chianti, che è il Trebbiano, quindi si parla di un vino con base Trebbiano all'85% e un 15% di Malvasia, provenienza da vigneti di oltre 50 anni, quindi erano quelli che si faceva il Chianti con l'uva bianca. Esatto, quindi insomma vigneti che noi abbiamo ristrutturato anche con poi tutta una selezione di piante per le fallanze, quindi con una poi nucleazione clonale per recuperare tutti i vigneti nella sua potenzialità. In particolare questa vendemmia, che è stato diciamo, il primo esperimento quest'anno con la vendemmia 2017, ha fatto una diraspatura senza rullatura, quindi acido intero è andato in vasca, abbiamo fatto poi una macerazione pellicolare a bassissima temperatura, una leggera pressatura anche per sopperire un pochino alla scarsità di quantità che la vendemmia 2017 ci ha dato. Molto siccitoso, sì, molto siccitosa, quindi... Ecco, quindi è un bianco però a livello di gusto molto diverso dalla classica Trebbiano Malvasia molto banale, c'è un po' più di corpo, di struttura, sì. Una certa ricchezza di profumi che va più sul miele, sulla frutta candita, questo è voluto giustamente. Sì, abbiamo fatto una ricerca, abbiamo ottenuto questi profumi di frutta gialla matura, quindi si apprezza la pesca, il melone che arrivano subito, quindi insomma un risultato partendo da un vitigno molto difficile come il Trebbiano che ci ha soddisfatto molto. Ecco, e sempre per l'estate, che comunque chiaramente non ci sono solo i vini bianchi, un vino rosso, ovviamente ricordatevi, chiedeteli sempre che sia portato alla temperatura giusta, anche 16-14 gradi quando va questo rosso, questo 208, che è l'indirizzo vostro. 208 è il civico della nostra cantina, ci ha ispirato per questo vino, che invece è una vendemmia 2016. Si parte da una base sangiovese al 60%, 70%, poi c'è un blend di Canaiolo e Merlot, ha fatto un anno di tonneau, media tossatura, tonneau piuttosto usato, quindi stiamo sempre attenti a non dare un'impronta molto forte di legno, ma di lasciare insomma sempre una freschezza nel vino per gestire al meglio i tannini del Sangiovese. Beh, in effetti questo è un tannino, non il classico tannino aggressivo del Sangiovese, della zona del Chianti, Montesperto, eccetera, e si può raffrescare e si può godere anche su del pesce un po' salsato, carni bianche. In effetti non ci guardate male quando vi consigliamo un rosso per l'estate, perché con uno come questo si può fare. Grazie mille Alessandro. A te Andrea, buona serata.